Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, domattina in cattedrale ai funerali di Angelo Onorato. L'autopsia ha avvalorato la tesi del suicidio, ma restano molti misteri sulle ultime ore dell'imprenditore ed è ancora aperta la pista del delitto. Crisi idrica, la Coldiretti anche stanotte davanti a Palazzo d'Orléans, sede della Regione a Palermo. Protesta dei sindaci dell'Agrigentino di fronte alla diga Castello a Bivona. Catania, primo anno dopo l'elezione del sindaco Trentino, è tempo di bilanci anche di fronte ai tanti problemi della città. Non conosco la resa, assicura il primo cittadino. Il mare della Playa, osservato speciale, un consigliere comunale porta in aula una bottiglia con liquido giallastro prelevato dal canale Arci, la replica dell'azienda sanitaria, acque balneabili nella norma. Pediatri in via d'estinzione, solo a Catania potrebbero essere 5.000 i bambini a restare senza medico, non si sostituiscono i camici bianchi che vanno in pensione. Palermo, gravissimi, fratelli dello Zen folgorati mentre rubavano cavi elettrici, hanno 19 e 21 anni, una fiammata li ha travolti, adesso lottano per salvarsi. Musica a Messina, anche stasera pienone annunciato al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, ieri al Pala Rescifina, grande folla, cori ed entusiasmo per la band bergamasca. Calcio, Catania, il tempo delle scelte, settimana decisiva per definire il budget, poi arriveranno il nuovo DS e l'allenatore con Faggiano e Toscano sempre in pole. Bentrovati, domani alle 12 in cattedrale a Palermo saranno celebrati i funerali di Angelo Onorato. Restano molti misteri sulla sua morte. L'autopsia avvalora la tesi del suicidio, ma si continua a seguire anche la pista dell'omicidio. Luca Ciliberti. Attorno all'indagine sulla morte di Angelo Onorato c'è il massimo riservo. Ma da ieri c'è un dato che sembra certo e cristallizzato. Sul corpo dell'imprenditore trovato morto a Palermo non ci sono altri segni di violenza se non quello della fascetta attorno al collo. Nessuna colluttazione, né segni evidenti che lui stesso abbia tentato di vincolarsi per sfuggire a qualcuno o a qualcosa. L'autopsia eseguita ieri dall'Istituto di Medicina Legale del Policlinico lascia pochi dubbi. Il fascicolo aperto dalla procura però è per omicidio, ma la pista del suicidio rimane quella privilegiata dagli inquirenti. Nonostante lo scetticismo della moglie Francesca Donato e della figlia, che continuano a credere che qualcuno lo abbia ammazzato. Domani per loro sarà il giorno del dolore, alle 12 saranno celebrati i funerali in cattedrale. Gli investigatori continuano ad ascoltare parenti, amici, dipendenti e conoscenti per cercare di ricostruire gli ultimi giorni dell'imprenditore e risalire a quanti lo hanno incontrato, compreso 2 costruttori con interessi accapaci e un amico di famiglia al quale la vittima aveva chiesto di trovargli una pistola. Sono stati passati al setaccio i computer, il cellulare dell'architetto e gli affari. L'ordine del procuratore De Lucia è continuare a lavorare senza propendere per una tesi o per l'altra, anche perché se davvero Onorato si fosse stretto al collo come Cappio quella fascetta, potrebbe anche essere stato indotto a farlo e in questo caso la terza ipotesi sarebbe quella dell'istigazione al suicidio. Si attendono comunque gli esiti tossicologici che arriveranno tra 90 giorni per escludere le ipotesi della sedazione. La scientifica lavora anche sull'impronta di una mano rilevata sul tettuccio della Range Rover di Onorato e su una seconda fascetta trovata per terra uguale a quella che ha strangolato l'uomo a fianco dello sportello posteriore dell'auto che i poliziotti hanno rinvenuto leggermente aperto al loro arrivo. Resta un giallo anche l'ultimo caffè che Onorato ha consumato nel solito bar di Viale Strasburgo con un amico misterioso. Le telecamere chiariranno meglio, così come si dovrà fare luce anche sul quarto d'ora in cui la macchina di Onorato viene ripresa in Viale Regione Siciliana. Alle 10:45 si ferma, sosta 15 minuti, poi si sposta in un punto cieco, dove verrà ritrovato cadavere alle 15. Crisi idrica, hanno trascorso la notte davanti a Palazzo d'Orléans a Palermo gli agricoltori della Coldiretti che non fermano la loro protesta. La siccità ci sta uccidendo, dicono i manifestanti che attendono risposte concrete dalla regione. Marco Gullà. Gli agricoltori sono rimasti qui a Piazza Indipendenza davanti alla sede del governo regionale per tutta la notte, una protesta che come vediamo ovviamente anche da queste immagini proseguirà a oltranza fino a quando non arriveranno delle risposte da parte dei vertici
istituzionali. Ieri erano oltre 2000, una protesta roboante sulla grave siccità che sta colpendo la Sicilia, una protesta che non cesserà fino a quando non verranno adottate delle soluzioni concrete a quello che è un problema devastante per il settore primario. La conseguenza del cambiamento climatico lo segnaliamo, lo denunciamo da diversi mesi alla Regione, abbiamo un problema strutturale legato al commissionamento da oltre 30 anni dei consorzi di bonifica e di seguito stress nel comparto agrumicolo, stress nella zona della provincia di Catania che è la capitale dell'arancia rossa ed rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e internazionale. E poi che ha dovuto cessare la produzione di miele proprio a causa della siccità e di tutti i problemi connessi. Siamo arrabbiati perché vogliamo un aiuto dalla parte della regione, da chi ci deve rappresentare, perché le nostre aziende sono in serie difficoltà. Da quest'anno tutte le produzioni agricole sono tutte in negativo, abbiamo bisogno di una mano d'aiuto e subito, immediata. Voi quest'anno addirittura non avete prodotto miele? No, la produzione del miele, come molte altre produzioni siciliane, sono state azzerate, quasi del tutto azzerate per causa del cambiamento climatico soprattutto. Il presidio della Coldiretti rappresenta l'ennesimo grido d'aiuto dell'agricoltura dell'isola che combatte da settimane con animali che muoiono di fame e di sete, campi bruciati appunto dalla siccità, con oltre il 70% di grano e fieno andato perso e con ortaggi e frutta ormai secchi. È sempre per la crisi idrica a Bivona, nell'Agrigentino, raduno di protesta per ottenere l'assegnazione per usi irrigui delle acque della diga Castello. Hanno partecipato sindaci e produttori agricoli dell'area dei Monti Sicani. Davide Sardo. Agricoltori, aziende agricole, sindaci, amministratori locali, tanti cittadini si sono radunati ai piedi della diga Castello a Bivona, un tempo polmone idrico del comprensorio agricolo dell'entroterra sicano ai confini tra le province di Agrigento e Palermo, ossia Bivona, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisquina, San Biagio Platani e anche Palazzo Adriano. Adesso invece agli agricoltori è vietato attingere acqua dalla diga a fini irrigui. È prioritario ed esclusivo l'uso potabile e la soluzione con la conduzione d'acqua dalla diga Gammauta è stata finora solo una falsa promessa. I raccolti sono già ridotti al meno 80% rispetto agli anni scorsi. Anche il comune di Santo Stefano Quisquina impegnato in prima linea a fianco degli agricoltori dei Sicani. Oggi è una battaglia di civiltà perché le nostre aziende, il nostro comparto agricolo ha bisogno di risposte celeri, di risposte immediate. Non è il momento della campagna elettorale, è un momento di dare risposte velocissime in quanto un comparto in ginocchio e le nostre eccellenze non possono andare al macero. Siamo a fianco degli agricoltori per una battaglia di civiltà e per avere risposte immediate da parte del governo regionale. Con la mobilitazione i produttori agricoli invocano l'assegnazione per usi irrigui delle acque della diga Castello. Noi abbiamo l'esigenza di partire immediatamente con le irrigazioni, se no si perderà tutta la produzione e anche le piante della pesca di Bivona. C'è la dotazione alla diga Castello in questo momento di 9 milioni di euro, salvaguardando il potabile e salvaguardando anche il livello minimo di sicurezza della diga. Ci sono 2 milioni e mezzo a disposizione che il consorzio di bonifica potrà utilizzare per venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Tentato omicidio a Palagonia, una lite per motivi banali in un bar tra due uomini è sfociata in uno scontro fisico e successivamente in una coltellata sferrata dal più giovane dei due, denunciato per tentato omicidio, al collo dell'altro. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri di Palagonia per porto abusivo di armi. Catania, un anno fa le elezioni amministrative per il sindaco trentino è tempo di bilanci, non conosco la resa, dice Tonino De Mana. Un anno fa l'elezione a sindaco, le emozioni di Trentino. Io sto lavorando innanzitutto, noi stiamo lavorando perché la squadra mi sorregge in pieno per cercare di modificare anche la mentalità di molti catanesi che per troppi anni hanno vissuto nella indifferenza più totale di chi gli doveva semplicemente dire
collabora con la città per costruire una città migliore. Questo non è stato fatto e quindi il degrado, l'incuria, questo senso di abbandono derivano anche dalla mancata partecipazione dei nostri concittadini. Si è mai pentito di aver fatto la scelta di candidarsi a sindaco? Io non conosco la resa, pertanto sono tanti i momenti in cui penso con un po' di afflizione a quel che sto vivendo. Io dico sempre che questa esperienza mi insegna il disturbo bipolare, perché alterno momenti di euforia a momenti di depressione con la velocità delle montagne russe, però ho accettato questa designazione da parte del Premier Meloni, è giusto quindi che io non mi tiri indietro e fino all'ultimo dia tutto me stesso. Che Catania vedremo? Che Catania sarà? Questa è una bella domanda, nel senso che mi piace pensare che stiamo riuscendo a trasmettere l'idea di una visione complessiva che guardi a un futuro non limitato nel tempo, ma almeno di 15-20 anni. Ci siamo ripromessi fin dall'inizio che i nostri figli dovessero essere l'obiettivo verso cui mirare l'azione politica. Dobbiamo evitare che se ne vadano, dobbiamo far sì che siano fieri di essere catanesi e di investire sul territorio. C'è un sogno nel cassetto di Trentino? Quello di trasformare la visione di cui ho parlato in concretezza, perché poi amministrare è veramente l'arte del surreale, nel senso che diventa impossibile spostare anche una carta se non arrivano conferme, autorizzazioni o altro. Restiamo a Catania, il mare della Playa, osservato speciale. Un consigliere comunale porta in aula una bottiglia con liquido giallastro prelevato dal canale Arci. Ma c'è subito la replica dell'azienda sanitaria, acque balneabili, tutto nella norma. Torino De Mana. Stessa spiaggia, stesso mare e stesse polemiche, con le solite domande. Il mare della Playa è balneabile? I catanesi possono immergersi in acqua senza avere problemi di salute? La sortita del consigliere comunale Bonaccorsi, che ha portato in aula una bottiglia con un liquido giallastro e la scritta Canale Arci, ha sollevato un vivace dibattito, concluso poi con l'ennesima richiesta di far rispettare una vecchia sentenza. Ho portato la bottiglia con l'acqua fresca ieri in Consiglio Comunale per capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione, ma soprattutto della Sidra, visto che c'è un'ordinanza del 2021 che obbliga la partecipata del Comune a sbarrare il canale durante il periodo della stagione estiva. Di buon mattino Bonaccorsi è tornato sul posto, in mano un'altra bottiglietta. È risaputo che ci sono delle sostanze chimiche che arrivano appunto dagli scarichi della zona industriale, quindi questa non è soltanto acqua piovana, qui c'è anche, ci sono resti industriali, ma l'abbiamo notato appunto qualche mese fa quando abbiamo trovato le anguille morte nel canale Arci. Per dovere di cronaca abbiamo raccolto la replica dell'ASP affidata a Rosario Giannone, responsabile del servizio di igiene pubblica. Tutti gli accertamenti che sono stati finora fatti, compreso l'ultimo di una settimana fa, non hanno evidenziato sforamento dei limiti di legge per quanto riguarda le conte batteriche. Quindi è tutto nella norma? Tutto finora nella norma, sotto l'aspetto microbiologico. I catanesi possono fare il bagno tranquillamente? Finora, in base a queste analisi, sì. Pediatri in via di estinzione, causa principale il prossimo pensionamento di alcuni specialisti e la loro mancata sostituzione. Solo a Catania potrebbero essere presto 5.000 i bambini a restare senza medico. I genitori allarmati hanno costituito un comitato. Desiree Ferlito. Pediatri in via di estinzione, un fenomeno preoccupante, quello della carenza di medici, che in questo caso allarma anche di più. Un nuovo report della Fondazione Gimbe evidenzia una mancanza di 827 pediatri di libera scelta e riguarderebbe tutte le regioni da nord a sud. A Catania l'allarme è stato raccolto da un comitato di genitori alla luce della notizia diffusa dall'assessorato regionale alla salute per la pianificazione strategica, per cui si è ritenuto Catania un ambito non carente, non prevedendo nessuna nuova convenzione per la sostituzione dei pediatri che andranno in pensione. Nel distretto sanitario di Catania saranno circa 5.000 i bambini a restare scoperti. L'ASP di contro fa sapere che al momento i posti disponibili nella provincia di Catania sono 2.000 e si dichiara aperta a un confronto. Mancherebbero inoltre punti di riferimento territoriali per chi ha figli da 0 a 6 anni, indispensabili per chi ha piccoli malesseri, ma l'unica alternativa ad oggi rimane il pronto soccorso e questo intaserebbe ulteriormente il sistema sanitario. In Sicilia poi è a rischio anche l'assistenza domiciliare. A lanciare l'allarme è il sindacato dei medici della FISMU. A rischio 50 milioni di euro di investimenti del PNRR.
Le prestazioni per i medici di famiglia sono ferme al 2007, 25 euro lorde a visita per un servizio che rappresenta una delle attività più strategiche del sistema sanitario, alla luce di uno scenario profondamente mutato negli ultimi anni. Torniamo alla cronaca. A Palermo, gravissimi i fratelli dello Zen folgorati mentre rubavano i cavi elettrici. Hanno rispettivamente 19 e 21 anni, una fiammata li ha travolti, adesso lottano per salvarsi. Marco Gullà. Le loro condizioni sono definite gravissime. Il rame che hanno provato a rubare allo Zen potrebbe costargli la vita. Due fratelli di 19 e 21 anni del quartiere San Filippo Neri lunedì sera hanno forzato una cabina dell'Enel e quando hanno messo le mani sul quadro in tensione la scarica elettrica di 20.000 volt li ha folgorati. Una fiammata li ha travolti e adesso lottano per salvarsi. Il più grande, Michele, al civico con il 28% del corpo ustionato. Il minore, Tommaso, con quasi il 50% nel reparto di rianimazione del Policlinico. I due giovani sarebbero riusciti a forzare uno dei catenacci posti a protezione della cabina, crivellata di colpi di pistola, e avrebbero cercato di rubare i cavi così da rimuovere le guaine di plastica per poi rivendere il rame definito l'oro rosso. Una volta tranciato il cavo c'è stata però un'esplosione avvertita anche dai residenti che hanno lanciato l'allarme e contattato i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Un danno anche per i tanti residenti del quartiere Zen rimasti senza elettricità per ore a causa del guasto, prontamente poi riparato. Uno dei tanti episodi di furti di rame nel capoluogo e in provincia. A Ragusa ha fermato un sedicenne tunisino accusato di violenza sessuale ai danni di una 33enne. Dopo aver notato la donna in una villa comunale a Comiso, il giovane ha iniziato a seguirla rivolgendo frasi provocatorie. Incurante dei rifiuti, il giovane ha bloccato la donna, costringendola a subire molestie. Lampedusa, sono 66 i migranti approdati fra la notte e l'alba sull'isola dopo che i 3 natanti sui quali viaggiavano sono stati intercettati e bloccati da una motovedetta della Guardia di Finanza. Una neonata purtroppo è arrivata morta per malnutrizione. Attualmente all'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono poco più di 500 rifugiati. L'eccesso di velocità è l'infrazione più contestata sulle autostrade siciliane, ma si sono fatte più numerose anche le auto senza assicurazione o revisione, eppure la guida con il telefonino in mano nella classifica delle contravvenzioni della Polizia Stradale. Francesco Aloi. Occhi vigili, paletta pronta. La polizia stradale ogni giorno è sul campo per garantirci sicurezza. Nel mirino ci sono gli automobilisti indisciplinati e in Sicilia sono parecchi. Lo testimoniano i numeri. Tra le 5 infrazioni più contestate c'è l'eccesso di velocità, ma molti viaggiano senza revisione, non indossando la cintura o senza assicurazione. Dalla top 5 non può mancare il cellulare alla guida. È necessario implementare negli utenti la consapevolezza che l'auto, qualora non condotta in maniera corretta, diventa un'arma. Noi dobbiamo evitare questa tipologia di comportamenti alla guida e cercare di sensibilizzare l'utenza. Sono più di 3.000 all'anno le vittime della strada in Italia, vittime di incidenti che spesso si sarebbero potuti evitare, come rispettando le regole. E già questa estate potrebbe entrare in vigore il nuovo codice della strada, con sanzioni più salate e severe. È sempre la consapevolezza dell'utente che fa la differenza e su questo stiamo lottando ogni giorno. Tornando alla classifica, tra i primi 4 mesi del 2023 e del 2024 non cambia nulla. Quello che si nota però è l'aumento delle infrazioni. Salgono soprattutto gli automobilisti senza assicurazione o revisione, mine vaganti che la polizia prima o poi intercetterà. Mare Amico ha documentato la prima deposizione di uova nelle spiagge agrigentine di una tartaruga caretta caretta. Eccola qui. Ieri, intorno alle 22, tra gli ombrelloni di uno stabilimento di Realmonte, a pochi metri dalla Scala dei Turchi, un'enorme tartaruga, ecco appunto, è arrivata in spiaggia, ha scavato un nido e vi ha deposto le uova, ricoprendolo poi di sabbia per proteggerlo.
Mare Amico ha allertato i volontari del WWF della vicina riserva di Torre Salsa. Si occuperanno di monitorare e custodire il nido. Vedete la tartaruga che lo sta ricoprendo. Vedremo nel giro di 3 mesi i risultati di questa meraviglia della natura. Musica adesso, a Messina, grande entusiasmo per la prima data del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca che ha fatto il tutto esaurito al Pala Rescifina, e stasera si replica. Francesco Triolo. Una serata di festa, di urla, come una riunione tra vecchi compagni in cui si canta a squarciagola. L'entusiasmo con cui Messina ha accolto i Pinguini Tattici Nucleari tornati dopo il concerto allo stadio la scorsa estate è stato un abbraccio collettivo di tutta un'isola. Migliaia di fans arrivati da ogni parte della Sicilia per accogliere la band bergamasca, protagonista da 2 anni a questa parte di numeri da record. E loro, i Pinguini, con Riccardo Zanotti in prima linea, hanno ripagato alla grande infiammando un Palla Rescifina sold out e pronta a replicare questa sera per la seconda data in programma in riva allo stretto del Non Perdiamoci di Vista Tour. La partenza con una delle hit più conosciute, Scrivere Scemo, poi via con le canzoni dell'ultimo album Fake News, ma anche con quelle scritte prima del grande successo, Cena di classe, Dentista Croazia, Rubami la notte, Ridere, Ringo Starr e Pastello Bianco tra i bis. Uno show coinvolgente che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, un gioco di squadra più che convincente che ha portato il gruppo ai vertici di tutte le classifiche, regalandogli un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale. E stasera di nuovo a Messina. Adesso facciamo la nostra consueta pausa, tra poco per il calcio, le strategie del Catania per il prossimo campionato. State con noi, vi aspettiamo. Bentrovati, siamo al calcio toscano e faggiano, i nomi più in voga per il futuro del Catania. Escono anche presunte cifre e durata dell'accordo per il tecnico. La società intanto sta definendo il budget per la prossima stagione. Marco Carli. Direttore, allenatore, struttura, insomma. Il Catania, dopo una stagione sui generis e con gli esperimenti post Laneri, la figura del manager assegnata a Lucarelli e un mercato portato avanti dalla D, tornerà ad una formazione dirigenziale per così dire più standard. Lo farà a breve con l'annuncio di direttore sportivo e allenatore. Per il tecnico si parla da giorni di Mimmo Toscano, che ha portato il Cesena in B alla vittoria della Supercoppa DC nel triangolare con Juve Stabia e Mantova. Una stagione trionfale, insomma, che lo ha fatto amare dai tifosi bianconeri, pronti a tributargli applausi, cori e striscioni. Trapelano da fonti romagnole anche cifre durata contrattuale 3 anni per 130.000 euro a stagione sarebbe l'offerta del Catania, condizionale d'obbligo, alternative, defilate, Pagliuca e Inzaghi. Il Catania al momento sta verificando e pianificando con il presidente Pelligra il budget relativo alla prossima stagione. La prima settimana di giugno dunque potrebbe essere decisiva per arrivare al nuovo assetto. A proposito, le riflessioni riguardano, come si sa da tempo, anche la figura di un eventuale nuovo direttore generale. Per il DS il nome caldo è quello di Daniele Faggiano, grandi avventure per lui a Trapani e Parma, ultimamente prima al Genoa, dove è durato poco ma aveva portato fra gli alti Badel e Scamacca, e Sampdoria. Vicino il tempo delle scelte anche strategiche, come il ritiro, il Catania parteciperà alla Coppa Italia Maggiore, frutto della vittoria nella Coppa di Serie C, giocando il preliminare in gara unica e fuori casa probabilmente prima di Ferragosto. Il tabellone ancora non è ufficiale, è uscito solo il nuovo regolamento. Importante fare presto comunque, anche per affrontare la situazione dei calciatori sotto contratto, non pochi, considerando anche i rientri dai prestiti. E noi ci fermiamo qui, appuntamento come al solito alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.